Mi è arrivata una cosa. Io l'ho già aperto perché non so che ora sia arrivato il postino ieri sera, sicuramente dopo le 7 che non ero a casa. La notte quando sono tornata l'ho aperto perché wow, volevo vedere cosa c'era dentro e c'era questo, c'è questo. Sono io. Grazie Virginia, solo che dentro ci sono anche delle dediche. Guarda, mamma mia, è bellissimo. Il suo nome d'arte sarebbe Grace of Stabbed Grace of Stabbed Grace of Stabbed Heart, ossia Grace dal cuore trafitto, può essere? Questo dipinto si basa su di una storia vera di questa ragazza di nome Cristina che soffre di una malattia genetica rara, e cioè la sindrome di Noonan. Lo sfondo del quadretto è un giallo molto vivace, esattamente come la gioia e l'immensa positività che questa ragazza porta ovunque vada. È un sole in inverno, ne sentiamo il bisogno e senza di esso moriremo tutti accasciandoci a terra per sempre congelati. La pittrice le ha posizionato un cuore al centro del viso con un pugnale che lo trafigge sanguinolento ed è il simbolo di tutte le operazioni dolorose che lei ha dovuto subire, facendo così rimanere delle cicatrici, cosa che accomunano Cristina alla pittrice. Entrambe hanno delle malattie che, anche se di diverso tipo, sanno cosa significa il dolore, la depressione e il sentirsi diversi dagli altri. Io muoio, non ce la faccio. Ma è una poesia, è un racconto? Ma te li inventi tu, Virginia? Io vorrei dire, non ci siamo mai conosciute, ma credimi che di persona io non ho niente di positivo o essere come il sole. Comunque adesso lo aggiungo alla mia sezione di disegni bellissimi delle persone che mi hanno inviato i disegni, a cui voglio tanto bene. Niente, è bellissimo. Non... No, vabbè, perché mi viene a piangere? Grazie.